Allora, siamo in diretta, come già preannunciato, nel corso del nostro giornale ci occuperemo di sanità. Comincia in questo spazio del martedì un viaggio negli ospedali della Calabria, ascolteremo le voci degli amministratori, le voci dei cittadini, delle associazioni, di chi lavora dentro gli ospedali e lo fa con grande sacrificio, sopperendo a molte difficoltà e a molte situazioni che nel tempo, anziché migliorare, sono peggiorate. È un sistema che va cambiato, va rivisitato. Pensavamo che il famoso decreto Calabria o la legge speciale Calabria avrebbe inciso in maniera decisiva, in maniera forte, visibile, così come è stato ripetuto nel corso del Consiglio dei Ministri che si è svolto a Reggio Calabria nel precedente governo. C'erano il Premier Conte, c'era l'allora Ministro della Sanità, ci dissero che tutto sarebbe tornato al posto giusto e che i calabresi avrebbero avuto una sanità di livello. Tutto questo non è successo, anzi col passare del tempo le cose si sono aggravate. Abbiamo la situazione anche legata ai precari della sanità che sono stati licenziati, continuano, aspettano, pressano, protestano per rientrare, ma al momento non si capisce il perché rimangono fuori. In Consiglio regionale è stata approvata una legge salva precari. Mi togliete per cortesia il ritorno in studio perché non riesco a concentrarmi, se no. Dicevo, questa questione legata proprio alla legge salva precari approvata al Consiglio regionale non ha avuto seguito perché l'ufficio del commissario ha detto ma aspettate, queste sono cose che spettano a noi. Non è stata impugnata la legge perché doveva essere impugnata dal governo centrale, poi si sarebbe visto, analizzato se effettivamente poteva essere promulgata dal Consiglio regionale oppure no. Insomma, siamo lì, stiamo registrando quotidianamente le proteste dei lavoratori che sono rimasti con nulla in mano. Vedremo che cosa succede. Il commissario Cotticelli più volte intervenuto ai nostri microfoni, più volte ha detto ma qui nessuno perderà il posto di lavoro, però non si capisce come, attraverso quali passaggi. Al momento è che questa gente è fuori dopo aver prestato servizio per tanti anni. Dicevo, andremo in giro per la Calabria, oggi siamo ad Acri, l'ospedale di Acri, per noi c'è Rosalba Baldino. Rosalba, non so se tu riesci a sentirmi, io prima ti ho visto e ti sentivo benissimo, non so ora. Sì, direttore, noi siamo qui, ti sentiamo perfettamente, siamo dinanzi all'ingresso dell'ospedale Beato Angelo di Acri, lo ribadisco, un ospedale di montagna. Mentre aspettavamo il collegamento ho parlato con tanti cittadini, tanti amministratori, perché pensa, sono arrivati anche dai paesi vicini i sindaci per sostenere la lotta di questo ospedale affinché questo ospedale venga potenziato e non depotenziato come sta accadendo in questi ultimi anni purtroppo. Quindi si è molto arroccati a un presidio che è un presidio di salute, un presidio indispensabile per il territorio, vista anche l'orografia della nostra regione. Acri è molto distante da Cosenza, così come da Corigliano Rossano, quindi questo è davvero una struttura salvavita. Dicevamo, un ospedale di montagna, c'è stato un atto aziendale, tante promesse sulla carta, in realtà finora nulla è stato rispettato di ciò che è stato scritto. Quindi parte da qui la protesta di Acri, con noi il sindaco Pino Capalbo. Voi lo avete detto e avete sbattuto proprio i pugni su tutti i tavoli regionali, ma finora qual è stata la risposta? Ma noi abbiamo intanto avuto col Presidente della Commissione Sanità, che è il dottor Fausto Sposato, che fra le altre cose è Presidente dell'Ordine degli Infermieri della Regione Calabria. Siamo andati con l'assessore alla Sanità, che è il dottor Emanuele Pera, quindi abbiamo degli amministratori che sono poi, fra le altre cose, operatori del settore e che quindi conoscono bene la realtà dell'ospedale di Acri. Abbiamo avuto un incontro con Cotticelli e contestualmente abbiamo avuto un incontro anche con la dottoressa Pellegrini.
Devo dire però che diciamo, nel corso di questi 2 anni l'ospedale di Acri non è proprio stato, diciamo, depauperato, perché bisogna sempre partire da dove da dove abbiamo iniziato, no? Noi ci siamo insediati nel 2017, tenga presente che nel 2017 al pronto soccorso avevamo 3 unità, oggi ne abbiamo 5, ne dovremmo avere 6, la chirurgia era stata di fatto chiusa, avevamo sottoscritto insieme ovviamente anche al direttore sanitario che ci ha supportato e che sta lavorando tanto per l'ospedale di Acri, anche in considerazione del fatto che è l'unico caso nel corso degli anni che il direttore sanitario sia non solo un medico ma sia un medico di Acri, e quindi ha un'attenzione particolare nei confronti del nostro nosocomio, che come diceva lei serve non soltanto la città di Acri ma una serie di comuni vicini. Il fatto, e io ringrazio i sindaci che oggi sono venuti a testimoniare insieme a noi per la difesa dell'ospedale di Acri, questo dimostra che l'ospedale di Acri è un ospedale che abbraccia. Cosa manca però, Sindaco? Perché? Dico subito cosa manca. Allora, intanto noi abbiamo, e io l'ho detto anche l'altra volta al commissario, intanto noi abbiamo a distanza di circa 7 anni e mezzo, non vorrei sbagliarmi, inaugurato una risonanza magnetica che è una delle poche che esiste nella provincia di Cosenza. Nonostante questo manca un radiologo. E manca un radiologo perché sono state bloccate le assunzioni, no? Col decreto Calabria. Si sarebbe potuto invece utilizzare e quindi fare in modo che venissero assunte il personale medico così come era stato previsto nel DCA quando era commissario Scura. Si è preferito invece andare in un'altra direzione. Del resto il fatto che l'ospedale di Acri sia un ospedale di area disagiata non è una formula di rito, è previsto nel piano sanitario nazionale. Noi abbiamo sempre sostenuto, abbiamo sollecitato un consiglio comunale aperto alla presenza del direttore di allora, che era il dottor Raffaele Mauro, che devo dire con molta onestà, lo dico pubblicamente, ha sempre mostrato attenzione nei confronti di quelle che erano le legittime rivendicazioni della città di Acri. Quando qualcuno ci diceva avete inaugurato la risonanza magnetica però manca il radiologo, allora io dico pubblicamente che qualora non dovessero diciamo assegnare facendo i concorsi, oppure potrebbero attingere addirittura le graduatorie dei concorsi già espletati durante la struttura commissariale, cioè durante il periodo di Scura. Io l'ho detto a Cotticelli, l'ho detto alla Pellegrini, si configura il danno erariale, noi siamo disponibili a fare una denuncia alla Corte dei Conti, quindi io non ho nessun tipo di problema a dire queste cose, perché la salute della mia comunità viene prima di tutto. Certo, non si transigge. E questa vicenda però la vogliamo capire bene. C'è con noi anche il direttore sanitario dell'ospedale Beato Angelo di Acri, che è il dottor Giacomo Cozzolino. Allora, problema principale, il personale, la risonanza magnetica, come diceva il sindaco, c'è, è di ultima generazione, ha funzionato fino a un certo punto, adesso è ferma. Perché? Ferma perché manca personale. Il problema vero credo che affligge un po' tutta la sanità calabrese, in modo particolare io parlo di quella che è la nostra realtà, sono le risorse umane. Se non ci si muove in questa direzione, si arriva ad uno sblocco e favorire le assunzioni, credo che queste piccole realtà siano destinate a morire. Mi dice quante risonanze magnetiche voi avete effettuato quando insomma era attiva, quindi quando c'era il personale? Noi abbiamo inaugurato questo apparecchio il 27 aprile, ricordo questa data, e siamo partiti mi pare verso giugno o luglio. Abbiamo superato le 750 prestazioni che abbiamo erogato sia agli acresi ma anche ai cittadini o all'utenza, se vogliamo, dei paesi limitrofi. Siamo sulle 750 prestazioni, che è notevole, diciamo, tenendo presente che comunque i radiologi che venivano
con turni aggiuntivi, venivano 2 volte a settimana, per cui non c'era un radiologo tutti i giorni, noi facevamo 2 sedute settimanali e in 2 sedute settimanali ne approfitto per ringraziare tutto il personale perché veramente si è prodigato anche con turni andando oltre l'orario consentito, però alla fine voglio dire si riusciva a smaltire tutto quello che avevamo in giacenza. Certo, quindi si riusciva a dare risposte, arrivavano Rosalba, anche dai paesi limitrofi, era un servizio vero e proprio. Sì, direttore, ti volevo dire però, rispetto alla risonanza magnetica, che adesso il macchinario deve rimanere in funzione, quindi in realtà c'è uno sperpero. Eh sì, perché questa macchina deve stare sempre accesa, 24 ore su 24 ore, non si può spegnere, il che è un costo aggiuntivo. E ogni tanto si deve pure manutenzionare la macchina e quindi è roba persa. Mi dispiace, abbiamo un gioiello però non è utilizzato. Ecco, Rosalba? questo è un problema Sì. vero, concreto, oltre a quello che dicevano. Sì, direttore. scusami un attimo perché qui ho con me Franco Pacenza che è il delegato della Regione della Sanità, seguiva questa vostra discussione, questi tuoi interventi, se abbiamo sentito quello del sindaco, del direttore sanitario, insomma, però ecco, mi pare di poter dire, se il sindaco arriva a dire siamo pronti a fare una denuncia per danno erariale, se il direttore sanitario insomma, dice noi qualche problema l'abbiamo, la questione del personale, ma queste sono cose che forse Acri, il territorio che gravita attorno all'ospedale, mi pare abbiano già lamentato da tempo, no? Sì, ma diciamo, siamo arrivati al punto in cui il sistema, come dire, si fa male da solo. Siamo al paradosso e anche al fatto che provocano tanta irritazione e anche tanta rabbia nella nostra gente, perché fin quando una strumentazione anche di alta tecnologia come la risonanza di Acri non è nelle disponibilità, uno magari si fa anche una ragione. Ma avere un gioiello, come giustamente si diceva, non poterlo utilizzare, cioè, voglio dire, che modo diciamo, è questo? È uno schiaffo che arriva per 2 volte. Ora, da questo punto di vista, lei richiamava prima il fatto che ci hanno promesso la risoluzione dei problemi nel giro di qualche giorno, di qualche mese, hanno convocato un Consiglio dei Ministri straordinario, cosa che non avviene normalmente nella nostra regione, ci hanno propinato un decreto straordinario e urgente, quindi un decreto straordinario e urgente, e poi le condizioni sono queste. Però non sono da oggi così certo, le condizioni, ci mancherebbe. hanno un pregresso, Ci nel senso che però io voglio è? chiedere, ma anche voi che avete avuto la possibilità di manovrare all'interno del settore, cioè allora, non siete riusciti a dare risposte serie? Mettiamo un punto fermo, qui non si tratta di spostare il cerino da una parte all'altra. Con le gestioni commissariali i poteri ordinari delle regioni stanno in capo ai commissari. Fino a dicembre dello scorso anno l'unico potere che stava in capo al regime ordinario, quindi alla regione, era la nomina e la revoca dei direttori generali. Ma tutte le attività, e per attività si intendono il piano delle assunzioni, l'approvazione dei bilanci, le dotazioni organiche, gli atti aziendali, sono tutti strumenti e che sono, come dire, il corpo del sistema, che stanno in capo al commissario. Perché io faccio riferimento al decreto? Non per cancellare le deficienze e i limiti precedenti, però uno si immagina, se c'è un decreto straordinario che riguarda una sola regione, che è la regione diciamo più in difficoltà devo dare paese, subito la linea a Rosalba. Due domande, la prima è questa: il risultato di tutto questo bailam che si è verificato in questi anni è che oggi 45.000, 50.000 calabresi sono costretti ad andarsi a curare fuori regione, con un aggravio di 330 milioni di euro per la regione. Il secondo punto è che se siamo arrivati ad avere una sanità di questo tipo, bella responsabilità anche della politica che ci ha messo le mani dentro, ha condizionato, ha fatto, capito? C'è tutto dentro, voglio dire, tutto sta là dentro. Il cittadino che fa? Io non nego assolutamente quelli che sono stati i limiti, le nefandezze, le incrostazioni che ha prodotto il sistema politico calabrese dal regionalismo a venire avanti.
A questi limiti, a queste incongruenze, a queste malefatte, a un certo punto il legislatore nazionale ha previsto legittimamente un intervento, come dire, di autorità, spostando i poteri in capo allo Stato. Noi siamo in queste condizioni però da dicembre 2009. C'è una gestione così lunga nella storia di nessuna regione, non c'è mai stata. E dopo 10 anni, i conti sono questi. Questo è l'elemento da cui bisogna partire. È possibile rimanere ancora in questo stadio? Ho capito, noi riteniamo di no. Però non è che tutto questo poi possa gravare sulle spalle dei cittadini. Ma questo è ulteriormente il punto. I cittadini pagano per servizi che non Ma molto non probabilmente ottengono. tanti cittadini non sanno nemmeno quello che pagano indirettamente. Per esempio l'aumento delle aliquote fiscali per risanare il debito sanitario è a carico di tutti i cittadini, non solamente per la prestazione che uno riceve, ma in termini di tributo universale. Colleghiamoci, Rosalba, vai. Rosalba? Ma perché deve essere così? Non riusciamo a sentirla, Rosalba. Se evidentemente al ritorno... Rosalba, noi ti sentiamo. Non mi chiama. Rosalba, noi ti sentiamo. Se non la chiamano giustamente diventa difficile il collegamento. Fate in questa, abbiamo sentito tutto in diretta, si fa così poi il collegamento. Questa è televisione live, no? Questo è il bello della diretta. Noi ci colleghiamo con la nostra inviata e poi raccogliamo le testimonianze, perché questa è carne viva. Che la gente sappia che cosa c'è, che cosa avviene, e tutto naturalmente in diretta, non c'è assolutamente nulla di prestabilito. In progress andiamo ascoltando la gente, le istituzioni, le persone che vivono sulla propria pelle una situazione sanitaria che non è il massimo, eppure dalla Calabria si leva forte più volte il grido di aiuto perché qualcuno si accorga delle difficoltà che viviamo. Dovresti sentirmi adesso, Rosalba? Sì, prima era proprio caduta la linea, direttore, non è che non ti volevamo sentire, è che eravamo proprio impossibilitati a sentirti. Ci siamo. Intanto ti volevo far sentire l'esperienza di Roberto Saporito. Lui è un collega che ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza, insomma, chiamiamola così, una piccola disavventura che per fortuna si è conclusa bene. Sì, no, per ritornare al fatto che manca personale, tuttavia le attrezzature e comunque le persone competenti ci sono nel Beato Angelo, perché tutto è successo il 1° luglio quando ho avuto forti dolori addominali, quindi mi sono recato al pronto soccorso, sono stato accolto naturalmente con affabilità e competenza. Da qui il 2 luglio, era il 2 luglio la mattina alle 13, dopo la visita chirurgica che è da prassi, sono stato purtroppo trasferito nell'ospedale di Rossano da cui dipende l'ospedale di Acri. Naturalmente ci sono stati momenti concitati perché non c'era posto a Cosenza, anche Castrovilla aveva detto no al primario, al dottore Azinnari, quindi sono stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Rossano, tutto successo naturalmente con tantissimi disagi, ricordo ancora l'alta temperatura in ambulanza, sono arrivato alle 17, sono stato operato d'urgenza per una peritonite. Da sottolineare che comunque il chirurgo che mi ha visitato con molto rammarico e anche molto arrabbiato ha detto: purtroppo abbiamo la sala operatoria, abbiamo le competenze, io avrei potuto intervenire, sarei potuto intervenire sulla tua problematica, e purtroppo non posso farlo perché, come si diceva prima, mancano gli anestesisti e naturalmente non c'è personale adatto per portare avanti i cosiddetti interventi di urgenza. Quindi questa è una testimonianza diretta. Fausto Sposato, lei è presidente dell'ordine degli infermieri, facciamo anche chiarezza. Il sindaco prima mi diceva qui all'interno c'è una bellissima sala operatoria, speriamo insomma in qualche altro collegamento di potervela mostrare. Funziona per gli interventi, almeno quelli programmati? Per i programmati siamo ripartiti dopo l'estate, perché come si sa in tutti gli ospedali d'estate non si fanno urgenze, si fanno interventi programmati. Abbiamo mandato il personale in ferie, abbiamo ottimizzato al meglio le risorse e siamo ripartiti. Il discorso non è tanto questo, il discorso è che questo è un ospedale e basterebbe leggere il rapporto che ha pubblicato l'ASP di Cosenza, il report del 2018, del 2017, nel 2018 noi abbiamo avuto un incremento del 30% di accessi in pronto soccorso. L'ospedale di Acre rispetto, e non è assolutamente una battaglia tra poveri, rispetto alle altre strutture di zona disagiata fattura quasi 4 milioni di euro, rispetto a San Giovanni che ne fa 1,9 milioni, rispetto a Trebisacci che ancora non è classificato, rispetto a Preamare.
Quindi è una struttura che bene o male produce, è una struttura che ha le problematiche che ha tutto il territorio della provincia e tutto il territorio calabrese. Sono i dipendenti risorse umane che vanno in pensione con quota 100, che non vengono sostituiti e non si capisce perché. Se qualcuno riuscisse a guardare un pochino lontano e riuscisse a guardare la sanità dall'alto, molto probabilmente farebbe una mappatura onesta, leale, senza campanilismo, e investirebbe dove c'è da investire, perché noi qui abbiamo delle ottime professionalità, i dipendenti che veramente, grazie al loro spirito di abnegazione, stanno mandando avanti questa struttura con enormi sacrifici, però poi alla fine i numeri quelli sono. Se qualcuno non ci dà la possibilità di respirare, è normale, moriremo per asfissia. Rosalba, c'è il pronto soccorso lì, vero? E non possiamo andare in questa direzione. Allora, qui sì, c'è il pronto soccorso, tra l'altro, direttore, mi fa piacere perché ne avrei parlato tra un attimo, è uno dei pronto soccorsi che funziona bene. Quanti sono? Siamo in grado di sapere gli accessi? Limitrofi arrivano al pronto soccorso, lo chiediamo subito al direttore sanitario, chiede il direttore gli accessi al pronto soccorso. Guarda, noi come realtà, come area disagiata, diciamo, oggi abbiamo un organico di 5 medici, sebbene ne siano previsti 6, però nonostante tutto, e di questo li voglio ringraziare pubblicamente, soprattutto per quelle che sono state le criticità durante l'estate, vuoi per motivi di ferie o per altro, siamo riusciti a garantire comunque un servizio H24 con dei professionisti validi e serie, per cui riusciamo a dare risposte sia sul nostro territorio, ma quello che è più bello, tra virgolette, perché poi quando si ricorre alla sanità non è sempre così, che dai paesi limitrofi arrivano su Acri per le emergenze e in un'ora e mezza, massimo 2 ore, riescono a trovare tutte le risposte, nel senso che si fa diagnosi, si cerca di stabilizzare il paziente e poi si vede se è da mandare a casa o da trasferire o nel reparto di competenza. E di Quindi questo... qui sostanzialmente non si fanno le lunghe file che invece si fanno a Cosenza perché c'è tantissimo afflusso. No, assolutamente, assolutamente. Noi nello spazio massimo di un paio d'ore riusciamo a dare delle risposte. Devo dire una cosa, che anche in merito al pronto soccorso era in itinere o era stato previsto un servizio OBI. L'OBI sarebbe l'osservazione breve intensiva con 3 posti da aprire su Acre, quindi c'è un progetto, addirittura so che è stata fatta una gara ed è stata pure aggiudicata, ma che ad oggi l'OBI purtroppo non è partito. Da quanto tempo, Rosalba? Significa poter gestire il paziente per 24, 48, 72 ore, tenercelo, stabilizzarlo e con tutta calma poi decidere quello che deve essere il destino del paziente, e questo credo che sia una delle... Ma da quanto tempo aspettate questa risposta? Questa risposta l'aspettiamo da un annetto, di questo voglio ringraziare l'ex direttore Raffaele Mauro che in questa direzione si era impegnato. Ripeto, abbiamo fatto una gara, è stata fatta una gara d'appalto ed sono stati anche aggiudicati i lavori, però poi non si capisce perché a novembre, dicembre dell'anno scorso si è fermato tutto e ad oggi sto cercando di capire quello che dovrebbe essere il destino di questa struttura e di quest'opera. Però, ripeto, negli ultimi 6 mesi sappiamo cosa è successo ai vertici aziendali, per cui siamo in attesa di capire meglio. Rosalba? Credo che anche la politica in questa direzione, c'è il sindaco che io... Certo, allora... Rosalba, sì, abbiamo la pubblicità. Noi sindaci, direttore, sì. Abbiamo la pubblicità. C'è la pubblicità, però ti volevo dire, ci fermiamo subito, però solo per dirti come i ritardi in effetti, no? Poi si ripercuotono sulle vite concrete dei cittadini, sui bisogni di sanità che non vengono soddisfatti. A te la linea. Bene, grazie. Noi naturalmente poi interveniamo, ti daremo subito la linea. La pubblicità, abbassatemi il ritorno in studio per favore. Tra un secondo mando la pubblicità. È possibile fare un appalto per costruire questo spazio d'osservazione, aggiudicare la gara e aspettare un anno? Perché... Grazie al decreto Calabria non solo questo è possibile. Se poi entriamo nel merito, per esempio, sulle forniture di beni e servizi, soprattutto in materia farmaceutica, ci rendiamo conto che siamo a un disastro. Mando la pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Bene, torniamo in diretta, vi ricordo che abbiamo una postazione davanti all'ospedale di Acri, c'è la nostra Rosalba Baldino, stiamo raccontando quali sono le aspettative ma anche le lamentele dei cittadini, delle istituzioni di quest'area della Presila Cosentina. Rosalba, stavamo parlando dei cittadini, della gente che poi sperimenta sulla propria pelle le difficoltà nell'erogare i servizi così come è nelle aspettative della gente, vero? Sì, direttore, stavamo parlando dei cittadini e stavamo parlando anche della fascia intorno ad Acri di paesi che vedono in questo ospedale un punto di riferimento. Non a caso la lotta per il potenziamento e per il funzionamento appieno, affinché questo ospedale di montagna incarni veramente quello che un ospedale di montagna dovrebbe avere in termini di servizio sulla carta. Dicevo, la lotta non è soltanto del sindaco di Acri, dei cittadini di Acri, dell'amministrazione di Acri, ma anche dei sindaci del circondario. Con noi Francesco Lo Giudice, che è sindaco di Bisignano. Allora, lei qui chiaramente oggi ha rinunciato a un po' di cose, ma perché l'appello è forte, lei dice anche qui devono essere assicurati i livelli essenziali di assistenza perché è un bacino d'utenza importante. Quante persone possono afferire a questo ospedale? Migliaia di persone, perché ci sono tutti i comuni intorno, compreso Bisignano, che abbiamo questo ospedale come ospedale di riferimento. Io proprio ieri sono stato al pronto soccorso di Cosenza e devo dire che nonostante la bravura, la professionalità dei medici e degli operatori sanitari che c'erano, si notava che c'era un problema di sovraffollamento e si notavano grossi disagi. Allora questi ospedali possono servire a decongestionare i grandi ospedali delle città capoluogo e possono servire a limitare i disagi e a offrire cure immediate alle persone. Io ricordo, mi interessai di questo ospedale già per il punto nascite, ricordo questo episodio che lo voglio dire e vi ringrazio per l'opportunità. Qui è stato tagliato un punto nascite perché c'erano meno nascite della soglia consentita che era 500, però mi ricordo che questo ospedale fece registrare un numero di parti naturali superiori alla media nazionale, che è un'eccellenza, cioè significa, perché il parto naturale, diciamo scientificamente, è un parto più sicuro del parto invece del parto cesareo. Qui si registravano più parti naturali della media, eppure il punto nascita purtroppo è dovuto soccombere per la spending review. Noi capiamo che ci sono delle difficoltà a livello sanitario calabrese, però come sindaci del territorio ci mettiamo a disposizione per sederci a un tavolo e aiutare magari gli operatori, i dirigenti sanitari a trovare delle soluzioni migliori. Qui abbiamo bisogno di ripartire dalla tutela dell'individuo, dalla tutela dell'essere umano, innanzitutto dalla sanità. Grazie, io volevo sentire qualcuno dei cittadini, se voi avete un'urgenza, avete un po' paura o no? Ma certamente che la paura c'è. Questo ospedale secondo me è già chiuso, che ne dicano i politici. Basti pensare che il laboratorio analisi, per fare un semplice esame di analisi richiede un mese di tempo. È una vergogna, una vera vergogna. Io come rappresentante dell'associazione LACA, ma prima come cittadino, faremo di tutto perché tutto funzioni alla meglio, perché queste sono delle cose necessarie. Per non parlare del pronto soccorso, perché se non abbiamo un pronto soccorso con personale adeguato, è la fine. Un infartuato che si reca all'ospedale di Acri, dove va? Muore. C'è molta preoccupazione. Lei? Tantissima preoccupazione, tantissima. Lei ha anche una ricetta in mano. Un tempo di una prenotazione di analisi per il 25 novembre, prenotate oggi, al 25 novembre, sono prenotate. Chiediamo allora al direttore sanitario che cosa succede, perché ci sono questi tempi così lunghi per i laboratori d'analisi e per l'espletamento di questi esami. Ma no, io non credo che siano tempi biblici come si vuole far credere. È chiaro che stiamo vivendo un'emergenza, come le ho detto prima, e il motivo è sempre lo stesso, il personale, perché al momento mancano 2 tecnici di laboratorio. Mancando 2 tecnici di laboratorio, lei capirà
che significa che i 2 che sono rimasti tra mattina, pomeriggio e reperibilità notturna non possono farsi in 4, per cui al momento noi stiamo facendo 50 prelievi al giorno rispetto ai 130-140 che facevamo prima, perché prima non facevamo neanche prenotare. È chiaro che non appena saremo nelle condizioni di poter ritornare a regime, le liste cadranno naturalmente. Stiamo aspettando che arrivino questi 2 tecnici. Io ho avuto modo di confrontarmi con la dottoressa Pellegrino e devo dire che in questa direzione mi sta supportando e sta cercando di risolvere il problema. Conto di risolverlo da qui a 7-8 giorni, per cui da qui a 7-8 giorni le liste di attesa non ci saranno più, l'accesso sarà diretto e ritorneremo a regime con quella che è l'esigenza dell'utenza, per cui un laboratorio che mediamente, oltre agli interni, quando dico gli interni intendo i reparti, il reparto di medicina, la chirurgia, il pronto soccorso, espleta e fa 130-140 prelievi al giorno, e credo che a questo personale va solo detto grazie. Certo, allora il direttore ha assunto anche un impegno preciso, entro una settimana sarà risolto questo problema delle liste d'attesa, e resta sempre comunque il vulnus del personale che manca. Dicevamo delle urgenze, Emanuele Lepera, lo dicevamo, lei è un medico oltre a essere vice sindaco di Acri ed è un medico del 118, le urgenze, è molto sentito il problema, voi a livello di trasferimenti per Cosenza, quindi si tratta di casi urgenti che qui purtroppo non possono essere trattati, quanti sono i trasferimenti? Ma guardi, noi tra soccorso primario e soccorso secondario trattiamo circa 200 trasferimenti al mese, però volevo intervenire su quanto detto prima poco fa da un cittadino. Non è vero che noi non garantiamo l'urgenza, questo è, come dire, mettiamo paura nei cittadini, non è così. Noi abbiamo un pronto soccorso che per quanto riguarda sia dal punto di vista dei professionisti, dei medici che ci lavorano, sia del personale infermieristico, all'avanguardia. Sono dei colleghi veramente molto bravi e devo dire che, ad esempio, facevo prima l'esempio dell'infarto al miocardio. L'infarto al miocardio acuto ha un trattamento standard che è uguale un po' dappertutto, quindi anche Acri fa il trattamento che deve fare rispetto a queste urgenze. Chiaramente non abbiamo la cardiologia, non abbiamo la cardiochirurgia e quindi dobbiamo trasferirlo in altri ospedali, però non possiamo incutere timore e paura nei cittadini. No, il problema credo che fosse nei tempi, no? Perché lei è un medico, sa che i tempi, soprattutto per alcune patologie, sono fondamentali per la vita e la morte, decidono insomma i tempi se ci sarà vita oppure purtroppo se la vita si ferma. Assolutamente, infatti sono stati stilati dei protocolli sia per quanto riguarda rispetto alle patologie tempodipendenti, ad esempio l'infarto del miocardio rispetto invece allo stroke, all'ictus, proprio per ottimizzare i tempi e per far sì che questo possa essere risolto nel minor tempo possibile. Quello che voglio dire però è che tutti insieme non dobbiamo dividerci, dobbiamo stare tutti insieme, associazioni, cittadini, amministrazione comunale, affinché la voce sia unica, perché tutti quanti teniamo al destino di questo ospedale e alla salute dei nostri cari. Certo, e l'appello poi lo faremo proprio da parte di qualche cittadino, ce lo faremo lanciare forte. Sindaco, però c'è anche, se viene più vicino a me, dice il nostro operatore perché è importante, allora c'è un ambulatorio di oncologia che qui è un fiore all'occhiello, anche per parlarvi e raccontarvi i servizi erogati all'interno dell'ospedale. Che cosa si fa? Questo è stato tra l'altro il risultato di una lunga lotta, ma c'è anche qui un ma. Che succede? Allora, intanto non era previsto nell'atto aziendale, quindi ecco perché non per plagiaria, ma quando noi diciamo, lo diceva il direttore sanitario, abbiamo ringraziato pubblicamente il dottor Mauro, perché questo è frutto di una precisa volontà del ex management dell'azienda, perché non era previsto nell'atto aziendale. Noi dobbiamo avere però il coraggio di dire ai cittadini, intanto noi non siamo controparte, la parte politica non lo è, il fatto che oggi ci siano i sindaci dei comuni vicini, che ci sia una parte della cittadinanza, sta a significare che la sanità e il diritto alla salute non ha colore politico. È chiaro che però bisogna dire le cose così come stanno, cioè pensare ad esempio che
che l'ospedale di Acri possa garantire l'urgenza, così come è successo al dottor Saporito, al sottoscritto, che è stato operato d'urgenza durante la campagna elettorale per una peritonite acuta, e l'ospedale di Acri questo non potrà mai farlo, perché essendo un ospedale di area disagiata non è un ospedale generale, quindi non potrà garantire l'urgenza. Potrà garantire interventi programmati, dovremmo quindi ridiscutere eventualmente con i vertici e capire perché nella provincia di Cosenza non esiste un ospedale generale, perché a me personalmente non me ne risulta che ce ne sia uno. Poi sulla qualità dei medici, del personale, eccetera eccetera, questo è fuori discussione. Acri è un ospedale il cui criterio distintivo è ancora l'accoglienza. Io sono stato ricoverato alla Cosenza, all'Annunziata, e devo dire che ho notato differenze, nonostante anche la qualità e lo spessore, insomma, degli operatori sanitari. Quello che io tengo a sottolineare è che noi non chiediamo nulla rispetto a quello che è previsto dalla norma e rispetto a quello che è previsto nell'atto aziendale. Faccio un esempio: se è prevista una struttura complessa, che mi pare che sia il reparto di medicina, allora bisogna bandire il concorso. C'è questa storiella che Acri diventi terra di nessuno e quindi dipendiamo una volta da Rossano, una volta da Castrovillari, poi operazioni fatte sulla carta che poi non hanno avuto nessun tipo di ricaduta, e oggi sembrerebbe che nessuno voglia assumersi la paternità di questa operazione, quando invece la paternità ha nome e cognomi. Quindi noi partiamo dall'atto aziendale, sappiamo quali sono le criticità che ci sono e il problema principale è il personale. Aggiungo, perché lo dicevo prima, che avrebbero potuto attingere alle graduatorie dei concorsi già espletati da Scura e non lo hanno fatto. Si preferisce stipulare convenzioni con le aziende, magari pubblicare delibere per i turni aggiuntivi che hanno un costo maggiore. E aggiungo anche un'altra cosa che è impopolare, ma io sono fatto così, quindi io devo difendere la mia comunità rispetto a quello che è un diritto sancito dalla Costituzione. Cioè, io vorrei capire, ad esempio, noi avevamo detto in campagna elettorale, quando ci siamo rapportati con il management dell'azienda, l'azienda deve abbattere i fitti passivi, se le vuole facciamo un giro. Allora, qua c'è una struttura, un edificio dove c'è l'ufficio protesico di proprietà di un privato, non so quanto costa all'ASP di Cosenza, ma costerà 30, 40, 50 mila euro, dico cifre, prendetela col beneficio del dubbio, all'anno. Abbiamo un CUP che è collocato qua dietro, quando potremmo collocarlo all'interno dell'ospedale, e anche in questo caso l'azienda paga fior di quattrini. Allora io dico, un'azienda che non riesce a chiudere un bilancio, no? Noi abbiamo come comune una serie di prescrizioni, abbiamo avuto l'abbattimento dei fitti passivi. Capisco. Allora, Sindaco, siccome il nostro tempo non è infinito... Io voglio dire questo, perché se si risparmia sui fitti passivi si può investire sulla struttura. E questa è la proposta. È una proposta. Concludo su un altro aspetto che è per noi di fondamentale importanza e rispetto al quale ho avuto modo di parlare con la dottoressa Pellegrini, che non mi ha dato una risposta esaustiva, perché poi anche lei sembrerebbe che sia, non lo so, prendetela sempre col beneficio del dubbio, che abbia intenzione di rassegnare le dimissioni. E se manca diciamo chi dirige, nessuno può prendere decisioni. Allora noi abbiamo il CUP. Allora il CUP ci siamo inventati noi, questa amministrazione, insieme al management, al direttore sanitario, insieme agli operatori, al dottor Sposato, all'assessore, eccetera eccetera, abbiamo stipulato una convenzione con i dipendenti di Calabria Verde, convenzione firmata dal generale Marigiò e firmata all'epoca da Mauro. Che cosa comporta questa convenzione? Che questi dipendenti vengono utilizzati per erogare un servizio, che è il servizio del centro di prenotazione unica. Oggi questa convenzione non viene più, c'è qualcuno che non vuole, è scaduta, c'è qualcuno che non vuole rinnovarla, non si capisce se è un atto di ordinaria amministrazione. Io faccio l'avvocato, è un atto di ordinaria amministrazione, non di straordinaria amministrazione. Qualcuno mi ha sollevato il dubbio, dice sì, però qual è la controprestazione? La controprestazione è molto semplice. La controprestazione, tu utilizzi personale non tuo, no? Lo utilizzi per garantire un servizio che altrimenti non saremmo in grado di garantire perché manca il personale, e quindi la controprestazione è che i dipendenti di Calabria Verde,
che in maniera efficace, diligente, erogano questo tipo di servizio, devono poi avere come contropartita, l'azienda farà delle visite mediche ai dipendenti di Calabria Verde gratuitamente, perché se tu utilizzi dipendenti con Certo, Sindaco, un appello finale perché siamo davvero in chiusura. L'appello finale è molto semplice. Noi chiediamo con forza, avendo rispetto istituzionale, perché siamo abituati a discutere. La prego di essere breve. Finisco, non è una mia dote, ma finisco. Noi non siamo come quelli che diciamo scendiamo in piazza, però saremo disponibili a scendere in piazza, perché le faccio un'altra proposta che è provocatoria. Lei mi deve far capire, e mi devono far capire i giornalisti, come mai Corigliano Rossano, che è un comune che si è fuso, debba avere 2 ospedali e debba avere personale in più, e questo personale non possa essere utilizzato per gli ospedali di aree disagiate. Qualcuno mi deve dare una risposta. E certo, noi giriamo queste domande ai vertici. Domande che faccio ai vertici della sanità, e qualcuno mi dovrebbe dare una risposta su questo, perché il senso di comunità, no? Il garantire il diritto alla salute, possiamo tutti riempirci la bocca di queste frasi, no? Che hanno anche una certa importanza, però poi ci vuole solidarietà. Nella nostra Costituzione vige il principio della sussidiarietà. Certo, Sindaco. Tutto questo non... Rosalba? Volevo sapere, Vice Sindaco di Vaccarizzo, lei è pronto a scendere in piazza? Certo, noi siamo solidali, anche se noi il problema ci tocca marginalmente, perché noi è più facile raggiungere Corigliano Rossano, però le battaglie per una collettività che c'è vicina, siamo limitrofi, siamo confinati anche territorialmente con Acri, con il sindaco, abbiamo scambi, anche il segretario in comune, quindi ci sentiamo di stare vicino. Perfetto, quindi è sì. Quei pochi centri di eccellenza che funzionino, che possono funzionare meglio, si devono mantenere in vita, non ci possono abbandonare così. Santa Sofia De Piro, il sindaco, anche lei insomma, appoggerà questa rivolta di Acri? Assolutamente sì, cioè, non vorremmo arrivare a questo, perché come diceva il sindaco di Acri poco fa, siamo qui in maniera pacifica, con tutto il dovuto rispetto per le istituzioni, per chi sta sopra di noi, però qualora fossimo costretti lo faremo, anche perché io, per quanto riguarda Santa Sofia, l'ospedale di Acri è la nostra salvezza. Noi distiamo 40 minuti da Corigliano, 40 minuti da Castrovillari e 40 minuti da Cosenza, quindi Acri è l'unico ospedale a cui noi facciamo riferimento, quindi assolutamente proseguiremo in questo percorso. Infatti ho accettato ovviamente con entusiasmo e con piacere l'invito del sindaco di Acri ad intraprendere questo percorso, anche perché in questi mesi, da quando sono sindaco, da maggio, ho ricevuto diverse manifestazioni di preoccupazione da parte dei miei cittadini per le sorti dell'ospedale di Acri, quindi assolutamente proseguiamo con convinzione questo percorso. Rosalba? Sì. Al volo. Diciamo che abbiamo chiesto all'Anci Calabria spinta su iniziativa, quindi gli va riconosciuta la primogenitura al sindaco di Cariati e alla dottoressa Filomena Greco, mi pare che si chiami. Stiamo organizzando un sit-in a Roma. Andremo tutti i sindaci dell'Anci, che ovviamente fanno parte dell'Anci Calabria, con le fasce, proprio a manifestare la necessità che il Meridione e la Calabria abbia garantito il diritto alla salute. Avete già programmato il giorno? Ancora no, ma Rosalba? a breve. Noi non siamo più disponibili a tollerare che le nostre comunità, le nostre strutture vengano depauperate per ragioni che onestamente noi non conosciamo. Certo, Rosalba, mi senti? Sì. Rosalba? Signora. Rosalba, mi senti? Affinché questo ospedale non chiuda, tra l'altro lei lo voleva fare anche prima, no? Sì, d'accordo. Io ripiglio quello che ho detto in precedenza. Per la salute non ci sono colori politici. Io mi rivolgo a tutti i senatori, deputati, rossi. Io sono rossa, perché lo dico, ma ci sono nata. Però per la salute non ci devono essere colori politici. Il nostro paese è vastissimo, ci sono molte periferie, gente che non sa andare a Cosenza, non sa andare a Corigliano. Noi dobbiamo avere come comune disagiato l'ospedale nostro, l'ospedale che era un fiore all'occhiello.
ogni volta ci hanno tolto qualcosa. Vi prego, non fate i tagli, incrementate il nostro ospedale perché abbraccia tutti i paesi limitrofi. Grazie, allora il direttore sanitario voleva aggiungere brevissimamente perché siamo in chiusura. Ma brevissimamente io dico che per fare in modo che Acri possa tranquillamente proseguire non c'è bisogno poi di tanto. Io credo che se noi da qui a breve riuscissimo a reperire un anestesista, un radiologo, dei tecnici di laboratorio e di radiologia e soprattutto sapendo che da qui a fine anno ci sono altre 7-8 persone che vanno in pensione, quindi voglio dire, queste risorse devono essere, sono necessarie per il prosieguo e la vita di questo ospedale. Insomma, siamo in emergenza, necessita questo personale. Da Acri è tutto, speriamo che i vertici della sanità diano risposta a questi amministratori e a questi cittadini. È tutto davvero, grazie a Massimiliano Fino, vi restituiamo la linea. Rosalba, mi senti? Non so se riesci a sentirmi. Mi collegate per cortesia con Rosalba un attimo? Ci vuole molto? Giusto per avere un contatto, perché voglio scambiare una battuta con lei prima di passare in linea di pubblicità e poi parlare con Franco Pacenza che è qui con me, ha ascoltato tutto. Mi pare che il direttore sanitario abbia detto tre figure che mancano, 7 vanno in pensione, quindi insomma 10 unità da qui un po' abbassate il ritorno per cortesia, trovatemi il collegamento, fate in modo che ci sia questo collegamento appena è pronto. Ecco, Rosalba, mi senti adesso? Rosalba, mi senti adesso? Direttore, la linea e le linee oggi non sono nostre alleate. Va bene, mi senti adesso? Spero che ci abbiate sentito e seguito. Perfettamente. Adesso sì, ti sentiamo. Ecco, perfettamente. Allora, io volevo ringraziare tutte le persone che hanno accolto il nostro invito di discutere di un argomento serissimo, quello della sanità. Ho sentito i cittadini, ho sentito i sindaci determinati, ho sentito come dire, questo messaggio che è un messaggio, come dire, di speranza, di fiducia, ma anche una richiesta forte, vibrante, perché un ospedale in una zona disagiata deve essere munito di tutte le, come dire, le situazioni ottimali per garantire i cittadini. Noi vi diamo adesso appuntamento per l'altro collegamento. Martedì prossimo saremo in diretta dall'ospedale di Cetraro. Rosalba, ringrazio te, Massimo Fino, io mando la pubblicità e poi parlo con Franco Pacenza. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio, Franco Pacenza. Allora, abbiamo sentito tante cose, Acri attende, così come attendono le altre aree della Calabria. Cosa si prospetta all'orizzonte? Perché poi i cittadini vogliono sapere come si traduce anche questo braccio di ferro, che poi non serve a nessuno, tra la regione, l'ufficio del commissario. I cittadini vogliono semplicemente essere, come dire, rassicurati dal punto di vista della gestione proprio delle strutture sanitarie. Ma io in premessa vorrei ringraziare questa emittente perché mette, diciamo, dal vivo situazioni vere e quindi fa parlare i cittadini, è giusto che sia così, fa parlare gli operatori, fa parlare gli amministratori, perché non c'è dubbio che c'è una situazione che negli ultimi anni, negli ultimi tempi si è ulteriormente aggravata e io avverto che c'è una stanchezza anche da parte dei cittadini, c'è rabbia, c'è molta rabbia perché discutiamo del servizio, diciamo, sociale d'eccellenza e nonostante il fatto che la Calabria sia in piano di rientro ormai in commissariamento da circa 10 anni, avevamo difficoltà, c'era stata una stagione lunga che coincide con l'intera esperienza del regionalismo, sciupona, anche approssimativa sulle vicende gestionali, e però è intollerabile che poi per 10 anni chi doveva risanare questo stato di cose addirittura si è aggravato. Nessun dualismo, oltretutto col decreto Calabria la regione è stata ulteriormente
definitivamente, nemmeno ulteriormente. Sì, definitivamente ma adesso spogliato. la Regione deve nominare però i commissari. Li nomina il Consiglio dei Ministri. L'elenco però l'avete fornito voi. No. L'elenco l'avete fatto voi. L'ha fatto in mano il commissario. al commissario. Adesso il commissario l'ha fatto. Ha fatto l'avviso il commissario. La vuole sapere una chicca a proposito di questa procedura che è prevista nella norma, decreto Calabria, quindi non è una responsabilità del commissario. Hanno partecipato 201 concorrenti. Ce ne sono solo 27 che sono iscritti all'albo nazionale, poi ce ne sono circa 180, dentro cui ci sono giovani nati nel 2090, quindi 29 anni fa, fortuna loro, e poi ci sono anche concorrenti che sono in prossimità agli 80 anni. Perché è avvenuto questo? Perché nel momento in cui non si dà un principio, una regola, chiunque legittimamente si sente abilitato, e questo non è una prova di buona amministrazione. Il commissariato ha inteso, a differenza della precedente stagione, perché in precedenza partivano i bigliettini da Roma a Catanzaro, da Catanzaro a Roma, per come è avvenuto. Vabbè, ma le nomine sono sempre avvenute grazie a una certa io non contesto presenza questo, politica. ma siccome si è detto che bisognava stravolgere il mondo... Capito, bisognava premiare il merito. Allora, ieri il merito ieri non c'è stato un vincolo. Premiato. No, ieri c'è stato un vincolo. Oggi? Ieri c'è stato un vincolo, che qualsiasi soggetto nominato aveva i requisiti previsti dalla norma ed era iscritto nell'albo nazionale. Questo prevede la norma. Ma anche, poi sul campo, anche la vicinanza, cioè poi sul campo ha dimostrato politica, no, cioè, io le dico di più, io le dico di più. Ad una certa fase c'è stata la necessità di convincere a svolgere quella funzione. Noi abbiamo bisogno di manager bravi, capaci. Noi abbiamo bisogno di manager gestire le strutture. Non c'è dubbio, Che abbiano la tessera del partito. Non mi interessa niente, non ce ne frega niente. Nessuno ha chiesto mai cittadini. Nessuno ha mai chiesto tessera. Perché sono state fabbriche del consenso fino a poco tempo Guardi che fa. oggi sono diventate fabbriche del dissenso, nel senso che siccome il cittadino giustamente pretende la prestazione e se la prestazione non viene garantita e non viene garantita qualità nella prestazione, il cittadino cancella quella funzione politica che non gli è stata nelle condizioni di. Il dramma dei drammi è che negli anni si è rinsecchito anche la platea manageriale. I manager di 10 anni fa, di 15 anni fa, che si sono cresciuti in un lasso di tempo, perché manager non ci si inventa, o qualcuno si pensa che si diventa manager con un click o con una tessera di partito, ancora peggio. Manager significa avere esperienza sul campo, manager significa anche farsi tutto il percorso della dirigenza. Faccio una domanda, a tutti i manager che si sono succeduti in quest'ultimo periodo, secondo lei hanno tutti meriti? No, ma come tutte le esperienze, ma perché lei pensa che tutti i giocatori giocano nella stessa squadra al meglio? C'è il centravanti, c'è il terzino, c'è il mediano. Però qui parliamo della salute, certo, qui parliamo di un argomento molto delicato. Ci mancherebbe, io le dico sicuramente che i manager che sono stati sul campo negli ultimi tempi, per quelle che erano le disponibilità, erano persone di degno valore. Poi bisogna vedere su che campo uno gioca. No? Perché per esempio io non lo posso cancellare. Per approvare l'atto aziendale di Cosenza, lei si ricorderà perché ne abbiamo discusso anche qui, è stato mandato indietro 4 volte dalla struttura commissariale di allora, perché in quell'atto ci doveva essere una certa soluzione. Se non c'era quella soluzione, quell'atto non andava bene. Allora, siccome queste funzioni non sono funzioni di autogoverno, sono funzioni che stanno dentro una piramide che è fatta per esempio dal tavolo di monitoraggio del Ministero dell'Economia, che è fatto dalla struttura commissariale, che non ha mai e non deve rispondere alle funzioni politiche regionali. Quindi da questo punto di vista l'interrogativo che poniamo noi, dopo 10 anni si può chiedere il conto di che cosa ha significato un'esperienza commissariale. Secondo noi ha dimostrato sul campo una inadeguatezza che non riguarda le persone, è l'istituto che va modificato. Non ci sono dubbi su questo, adesso vanno però nominati i manager. Questo è un compito del commissario, la norma... Perché ne mancano 5, ne mancano. Ma guardi anche qui il paradosso, si è fatto di tutto per impossessarsi di questo strumento. Se lei va a ritroso e trova nella legge Calabria, hanno abrogato la procedura, non la nomina,
I direttori generali di allora sono decaduti il giorno dopo che è stato pubblicato il decreto. Mai successo nella storia della pubblica amministrazione, né italiana né in altri paesi occidentali, perché c'è sempre, come dire, un periodo neutro di accompagnamento. Come può l'ASP di Cosenza avere 5 direttori facenti funzione in 7 mesi? Come può? Come si può immaginare di dare un buon governo in queste condizioni? E questo non riguarda solo un'azienda, riguarda la stragrande maggioranza delle aziende, perché alla fine non si sono messi d'accordo con i bigliettini tra Roma, Catania e Catanzaro qual era la soluzione. Sa cosa le dico? Che sostanzialmente non è cambiato nulla. Cioè, oggi ci sono i bigliettini, ieri c'erano le sollecitazioni, insomma... Ma siccome io lo voglio cambiare il sistema, a noi non sta bene questo sistema. Risposte serie, siccome le risposte... No, però c'è un punto che nessuno può negare. Nella storia della sanità calabrese, un decreto speciale, straordinario, che riguardasse solo la nostra regione, non c'era mai stato. Si è detto bisogna mettere in campo uno strumento straordinario per dare una risposta di efficienza straordinaria a questa regione. Sono passati 8 mesi, le aziende sono acefale, non si fanno gare per beni e servizi. Ci sono situazioni paradossali come quelle che ci ricordavano da Acri, in cui ci sono graduatorie e non possono essere utilizzate perché da Roma il ministro Grillo ha ordinato che non si devono fare assunzioni. Ma queste assunzioni arriveranno sì o no? Allora, per quello che è stato il dettato romano, prima bisogna fare, e in questo noi non siamo assolutamente d'accordo, il piano del cosiddetto fabbisogno, delle dotazioni organiche e poi procedere. Ma siccome non ci possono essere due tempi, cioè se un tecnico va via, non è che si tratta di aggiungere, se quel tecnico va via, quella spesa per intanto c'è, quel bisogno c'è. Quindi non c'è speranza? Non è un problema di speranza, c'è stato speranza, noi ci auguriamo che Speranza ci dia speranza, io da questo punto di vista sono straordinariamente fiducioso, ad oggi però, e non è un punto che riguarda solo una struttura, il più grande ospedale calabrese è a Milano, che è il pugliese di Catanzaro, fino a ieri aveva sul tavolo la riduzione di 60 posti letto per mancanza di personale. Quindi da questo punto di vista c'è un'emergenza che va dal Pollino allo Stretto. È stata scongiurata questa... È stata scongiurata per un lavoro che ha fatto il direttore del Dipartimento. Senta, ma adesso mi faccia capire, per esempio, per i precari, no? Lo spettro del licenziamento continuerà ad aleggiare allora, o no? Lei ricorderà, qualche settimana fa c'è stato un incontro tra il Presidente Oliverio e il Ministro Speranza. Io accompagnavo il Presidente Oliverio, in quella stessa giornata si è condiviso di insediare all'ufficio di gabinetto del Ministro, quindi coordinato dal capo di gabinetto del Ministro, dottore Zaccardi, un tavolo tecnico, chiamiamolo come vogliamo, un tavolo di lavoro tra la Regione e il Ministero. Ci sono state già 3 riunioni sull'argomento e noi abbiamo posto prioritariamente la questione personale, che significa il fabbisogno regionale, su cui sta lavorando la struttura commissariale e non la Regione, la vicenda dei precari, la internalizzazione dei servizi. I tempi però. Noi siamo stati lì per 3 volte, ci eravamo dati un percorso che riguardava anche la conversione di un decreto, il decreto 101, che è in fase di conversione al Senato della Repubblica, che ha dato anche un aiuto in questa direzione, perché per esempio ha prorogato la validità delle graduatorie. Lei sa che negli ultimi tempi si era aperta una tensione fortissima e anche pericolosissima tra i precari e gli idonei delle graduatorie, perché le graduatorie scadevano il 1° gennaio 2019. In questo decreto si è spostato in avanti questa scadenza, quindi si è evitato, come dire, anche una sorta di cortocircuito. Nel frattempo, per quanto riguarda i precari, la Regione ha proposto al Ministero della Salute un emendamento che prevede lo scivolamento della soglia Madia in materia di stabilizzazione. In che cosa consiste? La legge Madia prevedeva la stabilizzazione dei precari che al 31 dicembre 2017 avessero come anzianità 36 mesi di servizio. A quella data, non perché i precari calabresi o le aziende calabresi sono stati scialacquoni, siccome noi fino al 2015 siamo stati in blocco totale come regione,
Tra il 2015 e il 2017 non potevamo avere 36 mesi di anzianità e quindi quell'occasione è stata un'occasione persa. Noi abbiamo chiesto al Ministro, e su questo il Ministro ha condiviso la nostra richiesta, di spostare la data del 2017 al 2019 per recuperare mantenendo fermo i requisiti. Quindi non abbiamo chiesto sconti, non abbiamo detto i precari calabresi li dovete stabilizzare dopo 10 mesi, no, assolutamente no. Abbiamo detto però chi rientra in quel requisito, chi rientra in quel fabbisogno, per questo è strategico il fabbisogno, chi rientra in quell'equilibrio finanziario. Tutto questo consentirebbe di evitare, come dire, un altro elemento di sofferenza, perché sono stati censiti 1204 precari che hanno quel tipo di requisito e anche qui vorrei sottolineare, non c'è solamente un problema che riguarda un fatto sociale, c'è anche un problema che riguarda professionalità. In questo stock ci sono anche 150 medici che non possono essere offesi, e che non si trovano dietro quanto personale manca in tutto il sistema sanitario calabrese? L'ottimale quale sarebbe, il numero ottimale? Allora, io non mi affido a numeri a caso, perché in questi giorni c'è una discussione che io mi auguro possa rientrare anche con la struttura commissariale. Qualcuno pensa nella struttura commissariale di definire il fabbisogno, risottolineo, un tempo si chiamavano piante organiche, in base alla produzione. Lei capisce che se privilegiano questo tipo di orientamento, tutte le divisioni sanitarie, ospedaliere e territoriali della Calabria sono sottodimensionate in materia di personale. Quindi è naturale che ci siano fattori di produzione inferiori. Noi invece sosteniamo che bisogna applicare gli standard. Ma quanti sono in tutto? Rispetto al fabbisogno generale ci sono dati che ci portano a indicare in 4.000 il fabbisogno necessario. 4.000 assunzioni è impossibile immaginare. Tenga conto che il piano del fabbisogno, a farne 10, il piano del fabbisogno di norma dura 3 anni. Quindi in quel lasso di tempo 4.000 unità complessivamente nel sistema sanitario calabrese. Tenga conto che c'è un altro elemento drammatico che non c'è mai stato nella storia, che è la crisi della dirigenza medica, della funzione medica, della disponibilità di medici. Anche alcune specialità che venivano richiamate dalla nobile Acri purtroppo non sempre sono nelle disponibilità. Si sono fatti concorsi anche nella nostra regione, per esempio per ortopedici, andati deserti. E qui c'è un altro pezzo di responsabilità che io voglio sottolineare. Quando la ministra Grillo ha chiesto al generale Cotticelli di sospendere le procedure, quello è stato un danno serio, perché sai che cosa è accaduto? Che i nostri professionisti, che erano precari ed erano magari in attesa di una procedura concorsuale in questa o in quell'azienda, visto che qui si è bloccato tutto, se ne sono andati a Bari, se non sono andati a Perugia, se ne sono andati a Firenze a lavorare. Giustamente, che dovevamo fare? Hanno ragione gli interessati, ci mancherebbe, però per dirle che, come dire, le cose non avvengono mai per caso. Ho capito, siamo come dire, aggrappati alla speranza, va bene? Speranzo alla speranza. No, noi siamo fiduciosi perché per intanto con Speranza si è intavolato un rapporto di potrebbe cambiare il vento. Insomma. Noi nel precedente governo la regione non è stata mai ricevuta dal Ministro della Sanità perché non potevano entrare, la Calabria non poteva entrare a via Ribotta 1 a Lungotevere al Ministero della Salute. Poi c'è un punto che io le volevo. Siamo in chiusura, un secondo. Qualche giorno fa in conferenza Stato-Regione la Calabria ha posto il problema di chi paga i debiti che producono i commissari. Chi li paga? Attualmente li paga la Regione. Noi abbiamo posto il problema all'interno del patto per la salute. Il patto per la salute è lo strumento che deve pagare lo Stato. Ma scusate, noi diciamo una cosa banale: se nomina lo Stato, controlla lo Stato, verifica lo Stato e poi paghiamo noi, e poi dobbiamo pagare noi. Perché per esempio nel piano operativo c'era quel famoso fondo, no? C'era il famoso fondo, c'era un cosiddetto fondino. 3 miliardi di euro. Erano 3 miliardi di euro nel periodo che veniva distribuito 2007-2009. La regione però ha attinto da lì la regione Calabria. La regione non ha attinto da quel fondo. Per quello che mi dicono gli uffici in questi giorni, la regione non ha attinto da quel fondo. Quindi noi non solo abbiamo riaperto la vicenda dentro il patto, perché quel fondo era stato istituito nel patto del 2007,
che aveva vigenza 2007-2009, oggi si sta discutendo il patto 2019-2021, noi proprio oggi abbiamo mandato la nota formale, perché domani c'è conferenza, per dirgli la Calabria avanza la richiesta di istituire un fondo al di fuori del fondo sanitario, cioè riprendere quell'istituto, quello strumento, aggravato del fatto che mentre prima il fondino serviva a ripianare i debiti delle regioni, di tutte le regioni, oggi noi riteniamo che il fondino, perché buona parte delle regioni sono uscite dal risanamento finanziario, che si faccia carico il fondino anche di pagare il conto dei debiti che fanno i commissari. Bene, io la ringrazio per essere stato con me. Martedì prossimo appuntamento sempre all'interno di questo contenitore, parliamo di sanità, vi ho già detto saremo nell'ospedale di Cetraro e poi via via ogni martedì in un ospedale diverso vi racconteremo quelle che sono le aspettative dei cittadini, ma anche le iniziative di lotta, di protesta che mettono in campo le amministrazioni locali. Grazie a Franco Pacenza, arrivederci.